Amici bellini, abbiamo la prima ufficialità e quindi dobbiamo parlare. Ovviamente si sa già, non è che il famoso segreto di Pulcinella. Alcune cose si sanno già, però escono nuovi nomi e quindi dobbiamo analizzare bene tutte le cose. Serve un recap generale, sono successe un sacco di cose. Cominciamo! Allora, diamo il benvenuto a Leonardo Spinazzola e anche a Tatarella, quindi a tutti i nuovi iscritti che si stanno rivolgendo sul canale, proprio verbi inventati. Lasciate un like se vi pare per l'inizio di questa nuova era che veramente sembra, perché insieme ai nuovi acquisti, le grafiche, alcune cose che sono piccoli particolari ma che ci hanno sempre interessato, e vedo che il Napoli si sta muovendo bene e ci piace. Poi dopo a fine video, proprio veramente per i fedelissimi, vi devo fare una considerazione su quel famoso video Binapoli, no? Se sono delle cose che in inglese non funzionano, però andiamo con calma. Allora, prima di tutto, benvenuto a Leonardo Spinazzola. Ora voi mi perdonerete se io utilizzo questa fotografia, però mesi e mesi fa, quando si cominciò a parlare di Manna, io dissi tra il serio e il faceto, dissi stiamo proprio diventando la Juve over 23, nel senso che sembra che ci stiamo muovendo in quella direzione che può dare fastidio a qualcuno, può essere completamente indifferente ad altri. Se noi prendiamo le cose buone dei club più grandi di noi, a me va bene lo stesso. L'importante è che non togliamo da mezzo l'azzurro e poi prendiamo spunto da quelle più grandi, non mi interessa. E ci stiamo muovendo. Tutti i nomi, se fate caso, che stanno uscendo sono tutti nomi o juventini o ex juventini o che fanno parte dell'entourage. Ovviamente con Manna è facile immaginare questo, e alcuni anche insospettabili, perché adesso vi faccio vedere una cosa. Prima di tutto Spinazzola, abbiamo parlato nello specifico delle partite che ha saltato. C'è un video proprio su Spinazzola che è sul canale, che potete andare a riguardarvi. Non voglio ripetere per quelli che sono già iscritti e che hanno già sentitomi parlare. Proprio numero di maglia, curiosità che a me interessa tanto, cerchiamo di anticiparla. Possiamo immaginare che il 37 possa essere la sua scelta, perché è stata la sua scelta in tantissimi degli ultimi anni. Ha indossato negli anni anche la 7 al Perugia, la 11 al Vicenza, la 25, 24, poi la 4, addirittura nella Juventus Primavera ha indossato anche la 10. Poi in Italia lo abbiamo visto con la numero 3, con la numero 4, una volta anche con la 23, e insomma, facile immaginare che possa confermare il 37. E lo consideriamo, per sfiz, 3 più 7, nel senso, non perché sia 10, ma perché 3 come terzino sinistro, e il 7 è un giocatore che ha più fantasia, diciamo una mezzala che dall'area sinistra si può anche accentrare e andare al tiro, perché Spinazzola è un giocatore che predilige utilizzare il destro, e questa è la cosa che mi piace di più di lui, cioè alla Zuniga, uno che va sulla fascia e che può rientrare, mettere dei cross a rientrare, diciamo alla Insigne, ma può anche tranquillamente, se punta l'uomo e va in velocità, arrivare sul fondo e crossare col sinistro. E quando farà questo io urlerò e sarò contentissimo, perché per esempio è la cosa che più mi piace di Politano, quando non fa la solita cosa, che si accentra e sorprende l'avversario andando sul piede debole. I cross sono professionisti, i cross possono venire bene anche col piede debole, e Spinazzola questa caratteristica ce l'ha. Ci porta anche a pensare tutto questo che Spinazzola, essendo destro naturale, potrebbe anche essere utilizzato qualche volta sulla destra. E qua ci ricolleghiamo al discorso di Di Lorenzo, perché il Napoli ha twittato, ma andiamo per ordine, perché uno dei nomi che è uscito oggi, e lo fa tutto mercato web, che possa essere insomma credibile o meno, è Filip Kostic. Ora non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Ora, su Kostic, che non ha fatto una buona stagione, io lo avevo al fantacalcio, quindi lo so. Ovviamente se gli fai fare il terzinaccio, uno che è una vera e propria ala e che ha nelle sue caratteristiche il cross di grande livello, è proprio lo specialista del cross, io qua sì, è vero, l'età è un po' avanzata, mettere un altro che sia in età avanzata non sarebbe il caso,
però tutto dipende dalla situazione di Olivera. Se Olivera lo stiamo vedendo braccetto e quindi non stiamo più pensando ad Hermoso, avere un altro giocatore affidabile, poi Kostic ne ha giocate tante, quindi meno infortuni rispetto a Spinazzola, avere un giocatore affidabile che possa alternarsi con Spinazzola o che possa anche entrare nel secondo tempo giusto per mettere cross per la prima punta, che poi capiamo quale sarà, a me non dispiace affatto. È un altro giocatore della Juventus, quindi per De Laurentiis e Manna tutto a posto, ma scherzi a parte, a me Kostic è sempre piaciuto e probabilmente ha anche sofferto l'atteggiamento eccessivamente difensivo della Juventus. Lo tieni troppo basso, troppo lontano dalla zona in cui è più pericoloso, cioè dalla tre quarti a salire, dove i cross possono essere importanti. Se Spinazzola insomma arriva al posto di Mario Rui, che dovrebbe cercare una sistemazione, e se Kostic arrivasse al posto di Zerbin, poi dobbiamo sempre ragionare sulle liste, ragazzi, perché hai salutato Zanoli e ti servono giocatori di vivaio Italia, vivaio Napoli, e questo è importante, quindi può essere che Zerbin ti torna utile. Però per me Kostic, se è un'operazione fattibile, è un grande sì, per avere gli specialisti sono importanti. E quindi, per tornare a Spinazzola, mi prendo in prestito questo post di GA7 per far notare un altro salto in avanti rispetto a quelle che sono le presentazioni dei giocatori. Quando tu posti una fotografia così, con il ragazzo, anche con le grafiche personalizzate, welcome Spinazzola, con la nuova maglia già, il il famoso contratto di De Laurentiis, anche con la penna, perché poi qualcuno stava facendo il paragone con vinci facile, ti piace vincere facile se fai il paragone con quello che sta facendo la Lazio, no? La penna dei bambini della scuola elementare con Baroni, con le maglie appese sulla cosa, male. Invece qui bene, qui ci piace, oltretutto ci piace Spinazzola, subito sorridente, subito si vede che lo ha voluto fare, è contento di essere qui. E aggiungiamo anche un altro dettaglio che secondo me è importante, cioè un buon numero di italiani. A Spinazzola ci aggiungeremo Buongiorno, quindi Italia, un gruppo di italiani che è abbastanza folto, con Meret, con Di Lorenzo, adesso arriviamo alla questione di Lorenzo, con Raspadori, con Foloruncio, ricordiamo che c'è ancora Politano, e insomma un numero di italiani che potrebbe creare un gruppo forse di più facile gestione, perché adesso dobbiamo parlare molto della gestione del gruppo vista la situazione di Di Lorenzo. E se facciamo il paragone col passato, gente vestita in borghese, nelle living room di cattivo gusto, mettere i film tuoi dietro per fare la pubblicità ai film tuoi, ce le ricordiamo bene queste cose, Christian De Sica dietro a tutte le cose, insomma, bene, questo è un salto in avanti. E la situazione per quanto riguarda Di Lorenzo, il Napoli twitta e dice: il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente tali organi di stampa sono disinformati, perché il chiarimento tra la società e il capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. Quindi c'è stato il chiarimento, ci doveva essere il chiarimento. È chiaro quindi che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il capitano e perno centrale del Calcio Napoli. Questo tweet aiuta a togliere un pochino di dubbi ai tifosi e all'ambiente per quanto riguarda la figura di Di Lorenzo. Ora partiamo sempre da un discorso che io apprezzo che il Napoli faccia schermaglie comunicative per non dichiarare apertamente al pubblico che Di Lorenzo è cedibile, così si abbassa il prezzo, lo devi regalare e non è proprio il caso. Invece tu dici: io ci punto così, se lo vuoi effettivamente me lo devi pagare il giusto, e ci siamo. Contemporaneamente questo tipo di atteggiamento con i tweet sarebbe da evitare. Tu devi veramente togliere da me, devi togliere la parola, perché a questo atteggiamento, a questo tipo di tweet, Giuffredi è capace che risponde di nuovo e si creano altre polemiche. Nel frattempo il tifoso è in astio con Di Lorenzo, perché dobbiamo sentire parlare di Lorenzo. Di Lorenzo non è solo giocatore del Napoli, è anche il capitano, quindi è importante che prenda parola in prima persona e tolga da mezzo tutte le polemiche. Non ci siamo capiti, oppure ci siamo chiariti, sono contentissimo di rimanere, non vedo l'ora, un po' le parole che abbiamo sentito anche da Osimhen. Vedi come tutto ritorna e tutto è chiaro, perché si deve ripartire da delle certezze e dobbiamo capire Di Lorenzo, se rimane ovviamente, è un titolare inamovibile e dobbiamo immaginarcelo o sulla fascia, quindi sulla banda, come dice Conte, della fascia a destra, oppure alle volte lo puoi immaginare braccetto. Quindi se lo immagini braccetto, puoi immaginare Di Lorenzo a destra, Buongiorno al centro
e Olivera a sinistra, oppure per ora, perché dobbiamo capire questa cosa di Hermoso che non è chiaro. Come vedete il primo acquisto risolto è stato Spinazzola, perché a parametro zero devi parlare solo con lui e va bene. Hermoso, se fosse facile, si poteva fare subito, e invece evidentemente tra commissioni, lui che aspetta altre offerte, è un po' più complicata la cosa. Quindi Di Lorenzo, Buongiorno, Olivera, oppure puoi utilizzare Di Lorenzo, Rachmani centrale e Buongiorno Braccetto. Non sottovalutate questa possibilità, perché Buongiorno col piede sinistro comincia anche Braccetto quando c'è Scurs al Torino, quindi questa è un'altra possibilità. Oppure Di Lorenzo su tutta la fascia destra, perché questo significa che Spinazzola lo puoi anche utilizzare sulla fascia col suo piede naturale per mettere dei cross senza rientrare, e quindi un po' di possibilità, un po' di jolly che va bene. Tu però devi partire sempre da adattare il meno possibile, e questo Conte lo sa bene. Poi ci aggiungiamo questa cosa perché c'è stato un reel di Caprile su Instagram dove lui si chiama Elia Caprile. Ora io questo qua non lo so se è proprio il suo account ufficiale di Twitter, è inattivo da tanto tempo, si è iscritto nel 2016 quando era più che un ragazzino, veramente giovanissimo, e all'epoca era il goalkeeper del Chievo Verona. Non lo so se è il suo, però l'unico retweet di Caprile è questo qua del gol di Quadrado. Quindi anche lui un cuore juventino, vedete come poi alla fine anche lui cuore juventino pesante proprio, se questo è tutto vero, però ci interessa poco, anche perché probabilmente tu ti affezioni alla squadra dove gioca il tuo idolo, che era Buffon, e quindi è nella logica delle cose. Tra l'altro Caprile, se non sbaglio, nasce a Verona, ma genitori, origini napoletane ce le ha, se vi interessa. Quindi ci siamo, abbiamo visto ieri la Spagna superare brillantemente la Francia. Oddio, brillantemente, un po' di fatica l'hanno fatta, però il gol di Kolo Muani mi fa subito immaginare, ok, adesso perché c'era rimasto un agrodolce su Kolo Muani per quello che aveva fatto nei mondiali, e adesso invece col gol che poteva essere decisivo ritorna in auge. Kolo Muani che significa? Significa che ti vengono a prendere la polizia. Kolo Muani significa che il Paris Saint-Germain una punta già ce l'ha, poi anche Gonzalo Ramos, quindi al PSG servirebbe più Kvara che Osimhen in realtà, e quindi io mi invento questa cosa qua. Domani leggeremo, cioè oggi leggeremo PSG disposto a cedere Kolo Muani, più soldi per Osimhen. Il Napoli preferisce solo cash, operazione slegata, piace assai dire sta cosa, operazione slegata a quella di Lukaku. Avrebbe senso, no? Se ti devi prendere Osimhen è perché almeno ne cedi uno. E subito Di Marzio mi ha risposto: il valzer degli attaccanti parte da Morata, e quindi Milan che va a prendere Morata, l'Atletico Madrid che ha bisogno di un attaccante e va a prendersi Kolo Muani, e quindi si libera, e il PSG si può fiondare su Osimhen, che libererebbe Lukaku al Napoli. E mi ha risposto bene Gianluca Di Marzio, prontissimo. Ovviamente se Milan va a prendere Morata, lo stesso Atletico Madrid può essere legato ad Osimhen e potrebbe anche piacergli di più ad Osimhen, però nel frattempo lo vediamo allenarsi, lo vediamo positivo, e lo vediamo che insomma potrebbe anche, molti me lo stanno scrivendo, potrebbe anche ragionare su un ulteriore anno dove tu cerchi di essere titolare, fai meno casini e ti rivaluti, e poi la trovi magari una squadra disposta a prendere, perché è un po' agrodolce l'ultimo anno di Osimhen e i grandi top club evidentemente non si stanno affacciando. Però poi l'anno prossimo vai a un anno di scadenza e a quel punto non te lo pagano più quanto te lo potrebbero pagare. La situazione a livello economico è un po' delicata, perché se al Napoli resta sul groppone un giocatore che devi pagare 10 milioni netti è tosta anche per il resto dello spogliatoio. Quindi questo è quanto per quanto riguarda oggi. Ci saranno probabilmente altri aggiornamenti e voi me ne farete sapere nei commenti, potete lasciare i like finali su questo video, mi fa piacere. Ringrazio Giuliano che ha preso le prime magliette dal fluido.net, e ci stiamo organizzando, ci stiamo divertendo, dobbiamo organizzare il fantacalcio di Azzurro Fluido, quindi tutti gli abbonati, se avete voglia di abbonarvi, il link è in basso in descrizione, io poi vi aggiungo al gruppo e ci stiamo divertendo tantissimo. Insomma, la voglio lasciare breve, non vi voglio parlare, voglio fare un video dedicato, magari lo farò sugli altri social, per quanto riguarda il B Napoli, perché c'è quella frase e c'è stato un amico bellino, un'amica bellina che mi ha fatto notare che significa B normal. Tra
tra le varie frasi, no? We are simplicity, be normal. Devo farvi un approfondimento perché be normal non significa proprio niente. Nel 2024 è una frase che in inglese potrebbe essere anche negativa come be traditional, ma voglio approfondirlo bene, non voglio far troppo lunghi i contenuti. Vi abbraccio, vi bacio, aspettiamoci un'ufficialità dopo l'altra, magari ognuna in un giorno, che ne so, domani Marin, poi dopo ci saranno visite mediche per Buongiorno, forse lì ci vuole ancora qualche giorno, e poi un rallentamento sul mercato finché non si sblocca la situazione di Osimhen, perché poi dobbiamo anche cominciare a prendere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like finali come sapete e tutte le cose belline, vai!